ci siamo, dai che siamo arrivati tutti. Ci stiamo mettendo seduti, perfetto. Buonasera, come stiamo? Dai, vi vedo belli fomentati stasera, tutto a posto. Questo col vestito se ne va. Già ha sbagliato serata, mi sa. Tu giustamente ti sei vestito da barbone, hai capito dove andavi. Che bello, lui invece sta cercando un attimo di racimolare i discepoli per il suo culto. Ma come sei vestito per venire stasera? Incredibile. Raga, tutto a posto? Prima fila, siete arrivati un po' tardi, vi ho visto, ma adesso ci siamo. Caro, sta con te? Sì? Tu c'hai una faccia da serial killer incredibile. Quello che ci stermina a tutti. Con chi sta parlando tu? Hai risposto un altro, scusa, vediamo un attimo. O conosci pure te? Eri saputo? Ah, tutti quanti insieme? Lavorate tutti insieme, tipo? No, si vede dai vestiti, infatti tu non ti farebbero entrare in un'azienda sua. Sei ripreso? No, ancora sta a cercare da vendere. Caro, stiamo a parlare di te. Ciao, tutto a posto? Sì, qui ti stanno a dire tutti i colori. Lui ti ha detto pezzo di merda, testa di gatta, di tutto te l'hanno detto. Come ti chiami? Marco, perfetto. Come conosci tutti questi ragazzi? Ha detto siete tutti insieme. La tua assistente. Che cazzo è sta applauso? Uno che c'ha assistente, bravo. Qui chi è? Cara, tu sei l'assistente? Ah, e ragazza sua? Sì? Ho visto, cioè, amano sulla coscia, penso che sia una deduzione giusta, no? Ok, assistente in che ambito? Consulenza finanziaria, vestito, ma ho capito tutto, ho capito, caro pure tu con lui. E tuo cugino, mani avanti proprio, non lo conosco. Perfetto, però dai, è bello, tu c'hai la faccia di quello fastidioso che vince sempre a tombola. Quante ne hai vinte a sto? Ambetto ci entra sempre, con gli occhiali verdi, cioè, è bellissimo sto ragazzo. C'hai un nome? Federico, che bello. Quant'è che conosci l'assistente di tuo cugino? Ma tu lo sai che si dice da assistenti Mi ha detto che sono bravi a scrivere? No. Pure... Lui si è difeso, ha fatto pure io c'ho l'assistente. C'è l'assistente all'ama, c'ha un assistente che meraviglia. Questo vicino a te, in che bidone vivi? Sono uscito qua fuori, ho trovato quei mani sul fuoco così. Mannaggia, ragazzo, stai con questo tuo amico? È sordomuto, io parlo sordomuto, Dai con lui? Io c'ho il C1 non sordomuto, Perfetto. Ragazzi, serata un po' così, prepariamoci, abbiamo preparato 6 comici bravissimi che arriveranno dopo, però insomma siamo un attimo qua per testare le acque perché non sappiamo mai che tipo di pubblico troviamo. Io un paio di settimane fa ho fatto un compleanno, perché ci tocca fare pure i compleanni a noi purtroppo, no? E storia verissima, un'ubriacona mi ha tirato una bottiglia, verissimo, e per questo non lavorerò mai più a un compleanno di mia madre, perché è una cosa troppo brutta, no? È tornato, ragazzi, Perfetto. Cara, tuo assistente, spiegagli quello che non capisce stasera, perché ho visto un po'... È il tuo lavoro, giustamente. Vabbè, fa troppa la matta che te licenzi. Allora, perfetto. Vediamo un attimo un po' che abbiamo qua. C'è un ragazzo con uno stile incredibile, caro. Tu con la scoppoletta, come ti chiami? Sei tu, sì. Tu che bevi dalla cannuccia. Tu col cappelletto, sì. Che? Non ti ho chiesto di levartelo e faccio vedere la pelata, perché ha dovuto rovinare tutto sto momento. Vabbè, non è una scoppola, non per cazzo, come che non è una scoppola, è un cappelletto, uguale, comunque sembri gay. Allora, perché lo è? C'ho un radar strepitoso io, ragazzi. 2 che? Ma ci ho preso proprio bene, oh! Ci ho preso la grande, perfetto, ci siamo pure noi, ragazzi, ci siamo. Siamo aperti a tutte le comunità stasera, perfetto. Fai in cularella con lui vicino?
Come si chiama? Io? Eh. Mi chiamo Rocco. Raga, battute le dovremmo fare noi stasera, Facciamo troppo così, mannaggia Rocco. Caro tu, molto stiloso, non ti ho chiesto come ti chiami te? Giovanni, perfetto. E sei venuto con Rocco e? Scusa, gli omofobi sono ancora a ridere. Chiara, ciao. Sapevi che era gay o hai scoperto stasera? Perfetto, dice notte per te, credo. E cara, tu invece come vi siete conosciuti con Rocco e Giovanni? Non te lo ricordi? Che roba dei scambisti, com'è che roba dei... Giova, tu te lo ricordi? Amici comuni. A me... Io amico suo, lui mi ha presentato lei. Ah. Prendetevi il tempo che vi serve, io non sto qua per... Siete andati a vedere una stand-up comedy? Ti ricordi pure di chi? Era In and Out. Era? In and Out il programma su... In and Out il programma su... Ok, vabbè, la serata abbiamo rovinata. Vediamo un attimo se possiamo andare avanti. Il programma su, perfetto. Ok. Rocco, tu c'eri pure tu? Sì? Che ti è successo a Capodanno, fratello? Ti ero proprio abbattuto. Ti hanno fatto drogare troppo. Difficile, sono state delle feste molto difficili. Sì? Perché? Che hai fatto il bello a Capodanno? Capodanno sono stato a Civita Castellana. Civita Castellana, perfetto. Tu caro sai dove è Civita Castellana? Perfetto, un applaudito addirittura. Ok. Civita Castellana, caro, spiega a chi non lo sa dov'è. A Viterbo, perfetto. Che sei andato a fa? Niente, c'era un maneggio vicino. C'è un maneggio? Tu a Capodanno 3, 2, 1, tu stai a cambiare ferro. Non ci posso credere, vedi che bello il Capodanno. C'è sta qualcuno che ha fatto un Capodanno peggio di lui che si è inculato i cavalli? E ha fatto un Capodanno brutto. Io ve lo dico dopo il mio che è stato brutto, però ve lo voglio raccontare dopo. Non c'è nessuno che ha fatto un Capodanno bruttissimo? Cioè questa bellissima coppia che sta parlando, no? Cara, come ti chiami? Anna e? Anna e Simone, perfetto, che già stanno insieme da... Nannetto, vabbè, Nannetto... No. Siete sicuri? Non... Mi vedo un po'... Perché non si capisce quando è... Ok, perfetto. Cioè, uno sta a vomitare, aspetta un attimo. Dopo vediamo un attimo che è successo. Perché è stato brutto sto Capodanno? Siete andati dagli amici? Si sono menati? Perché? Perché si sono menati? Ah, che bello! Ma voi fate gli insegnanti di sostegno? Avete portato questi in mezzo alla spiaggia, si sono tirati i botti con... Che bello! E voi mentre succedeva sta cosa avete fatto 3, 2... Che figo! Erano amici tua, no suoi? Erano amici tua? Mortacci. Ma posso sapere, cioè, questo è stato l'astio o c'era dell'astio prima che loro cominciassero a lanciare i flipendo? E allora aspetta, c'era quello che abitava sopra il locale, ha tirato i botti e loro in risposta hanno fatto Wikipendio! Impazzisco! Madonna che... Ma che ritardati! È sceso con una mazza, che pure quella è magia, incredibile! E gli ha menato? Ci ha prese, cioè scusa, lui che ha la mazza ci ha prese dagli spastici con le stelline. Era da solo? Ah, allora è un deficiente lui che si è presa. Ah, che bello, posso fare Capodanno con voi l'anno prossimo? Che meraviglia. C'hai a Centocelle? Non si conosce di solito per i RIS e cose varie. Mamma mia.
Io ho passato, regà, un capodanno tremendo perché, vabbè, sono contento se vi siete divertiti, divertitevi sempre a Capodanno, fate quello che vi pare, bevete tutto quanto, però non vi divertite troppo perché a Capodanno mio c'è scappato il morto. Praticamente, e questa è la storia, ho conosciuto sta ragazza e 10 giorni dopo ha abortito. Fine della storia. Diciamo che ci abbiamo messo tutti e due 10 giorni per perdere peso delle vacanze. Raga, sarà stata colpa mia che non ho usato il preservativo, ma voi sapevate che si può mettere incinta una di 72 anni? Io non lo sapevo! Sarà stata colpa mia che non ho usato il preservativo, però non lo so ragazzi, ma ha conquistato la signora Marisa, conosciuta al bingo. C'ha sto sorriso bellissimo appoggiato sul tavolo. Un po' troppo per cominciare o va bene così? No, perché noi testiamo il pubblico un attimo per capire quello che succede. Questo sembra un pubblico bellissimo, insomma, ragazzi, si scherza su tutto quanto, no? Però te devi abituare un attimo al pubblico. Io ho fatto cosa sta cosa, ditemi se è una stronzata. Secondo me il pubblico che ti rimane fedele, che gli continua comunque a piacere quello che fai, se sei un artista, sali sul palco e fai qualsiasi cosa, è quello che gli continua a piacere quello che fai dopo che scopre che sei un pedofilo. Cioè, ti hai fatto caso? Cioè, sai quanto ti deve piacere un artista per averci la conversazione del tipo ma lo sai che Michael Jackson si è scoperto, ragazzini? Però Thriller... Ti deve piacere proprio tanto Michael Jackson, Kevin Spacey, a chiesa! Ci avete mai parlato con un fan a chiesa di pedofilia? Io sì, con mio nonno, e una volta mio nonno mi ha detto sono sti bambini che provocano. Che scherzo, ragazzi, mamma mia. Io ragazzi sono già andato oltre il mio tempo e se siamo abbastanza carichi io andrei a chiamare il primo comico della serata. Siamo carichi? E allora cominciamolo questo applauso, su, battiamo pure il cazzo di piedi per il primo comico della serata, Daniele Bossi! Tiziano bella, di più! Mi fate innamorare così. Quanto siete belli. Se serate, no? Uno dice, oddio, che cazzo, che pezzi. Sono bellissime queste serate quando c'è stato questo tipo di pubblico. Che serate, che pezzi famo? Che battute. È tutto automatico, vi fate le battute da soli. Stupendo. Ma te c'hai occhiali verdi per davvero? Io pensavo che era una stronzata. Ma l'hai pagati poco? Dove l'hai. A Termini? Dove l'hai comprato? Quanto ti manca? Leggi un po' questo. MC Donald. Sono 3,50 euro. Come ti chiami? Federico. Che fai nella vita? Sei? E vai in giro. Cioè tu lavori cose. Ti prendono sul serio? Chi è che ha riso là dentro? È il capo tuo. Pure qua stasera. Ci stanno single stasera? Per alzata di mano c'è stato uno. Regà, alzate bene ste mani che se vi organizzate stasera scopate. Ve lo dico più per voi che per me. Sono rimaste 2 mani là. Sarà fa 1, 2. Come ti chiami tu che stai a fare così? E credo tu abbia bevuto abbastanza. Sono il primo carico. Pensa te, al secondo che fai? Da rampichi sui muri? Come ti chiami? Ho sui cazzi. No. Mia cara alpinista. Mia mamma direbbe da sposare. Sei single? Mezzo, sì. È che sta tra 2 rocce, non sa quelle lasciare. Ci ho preso? Però la vita tua è un'insicurezza, cioè, che palle. Prendi il taxi, dove la lascio?
E che coglioni! Dammi una sicurezza. Come ti chiami? Demetra. Eh? Non è sicuro neanche il nome. Remecca. Rebecca. Raga, non fare i furboni, porca mignotta. Uno. Incarico te che stai a metà strada. Come ti chiami? Sì, questo sta fatto a merda. Mi sta a guardare così. Perché il signore della sette mi parla? Tu, che ha detto? Come si chiama? Demetra. Pare un gioco di società. Demetra. E sti cazzi. Ah, mo c'ha senso. La prima volta che l'hai letto. Ah, ecco perché. Giusto, Demetra. Perché guarda che cazzo sono andato a cogliere io, porca troia! Siete 200 stasera, guarda che sono andato a cogliere. Sei single, Demetra? Sì, dai. Ci vuoi raccontare un appuntamento andato male? Un tuo appuntamento di quelli brutti? Allora, è più una... Ma che è avvocato là? Che vuoi? Demetra, sei libera, facci sognare. Stai passando? Che? Vado nel passato. Sì, se vai nel futuro non so come fai. Non sono ancora arrivata, magari 10 anni fa. Sto qua, io. Va bene. Vabbè, praticamente... 6-8 anni fa. Parla, vai, dimmi. Praticamente io avevo il mio ragazzo che stava a Cagliari. Io però mi trovavo ad Olbia perché avevo... praticamente... Oh! Esatto. Esatto. Fatto sta che io ormai non vivevo più ad Olbia da 10 anni e in un locale olbiese avevo ritrovato quel ragazzino. Ma quanto è lunga bio tua su Tinder? Un appuntamento. No, ma che. Però, capisci? Gente qua deve andare a lavorare domani. No, un pochino leggermente brutto. Una cosa, tu sei uscita con uno e questo ha fatto cosa? Sì. Allora, una volta ero uscita con uno, siamo andati poi a quagliare e ho scoperto che aveva il micropene. Hai scoperto che? Aveva il micropene. E quant'è il micropene per te? Per sapere, ma che Demetra? Perché una che ti dice scalare sui cazzi, micropene per me se non arriva al ginocchio. Demetra, fate un applauso a Demetra. Porca mignotta. Allora, io non sono più single, sono fidanzato, però quando ero single sono uscito con una ragazza. E sono uscito con una ragazza, la sono andato a prendere sotto casa, l'ho invitata a cena fuori, no? Non a scalare i cazzi, Demetra. L'ho invitata a cena fuori, la sono andato a prendere e per farla sentire a suo agio, gli ho detto guarda, metti quello che cazzo ti pare su Spotify, vai tranquilla. Lei ha tolto Spotify e ha accesa la radio. Pure io ho avuto sta reazione, però io quella sera volevo scopare. Per me puoi mettere Radio Maria, me frega che... Dopo un po' io ho fatto, ma perché hai messo la radio? Che a me mi piace sentire la casualità della musica e sono affascinata dai DJ. Io per casualità mi sarei voluto cappottare a largo Preneste. Che cazzo? Ma che cazzo? Ma che vuol dire? Ma con chi cazzo sono uscito? Con un Amish? Gente ferma a tecnologia del 1600. Cioè se la portava a casa, vedeva il frigo. Una ghiacciaia elettrica! Se andavamo a letto insieme, le ha portato il budello di pecora. Comunque niente, siamo andati al ristorante, abbiamo cominciato a chiacchierare, a bere. Lei un po' troppo espansiva, tipo Demetra. Un po' troppo espansiva, un botto espansiva. Troppo. Cominciano a dire, ma sta cosa del Covid che è successo?
se ci pensi, no? Potevamo uscire dentro casa, il coprifuoco, zitti, cioè se ci pensi tipo Anna Frank. Uguale, solo che tu non potevi strillare dal balcone. Ce la faremo! Non lo poteva fare Anna Frank, non penso. Non penso. Abbiamo continuato a chiacchierare e lei è esordito dicendo una cosa che non mi piaceva dell'ex mio è che quando facciamo l'amore tutto il tempo mi diceva quanto sei troia, eh? Quanto sei troia, eh? E mo ripeteva finché non gli rispondevo. Io ho empatizzato con sta ragazza. Cioè, se uno si organizza, te fai chiamare butrillona, testa di cazzo, come te pare. Però così a secco se n'ha merda, no? È vero, normalizziamo. Sei un pezzo di merda, quindi ho empatizzato, mi sono immaginato questa povera Crista che fa l'amore con... Immaginate una bella ragazza, a me cagate il cazzo. Immagino questa ragazza che fa l'amore con la persona che ama, questo dietro. Quanto sei troia? Oh. Quanto sei troia? Boh, 7. 7 e mezzo. Posso chiamare a casa che... Ma perché? Perché? A sto punto zitti, che ne so, pure ansimate. L'uomo che ansima, l'uomo che geme è mitologia, è il Minotauro. Se sa, qualcuno ha sentito, ci stanno nei bagni dei ragazzi, nei licei, ci stanno incisioni, no? Una volta Fabrizio ha fatto un gemito mentre facevamo l'amore. Poi mi ha confessato che era un rutto. Però... E per cui, ragazzi, noi quando facciamo i gemiti sembra una gara dei rutti fra facoceri, famo schifo al cazzo. Voi bellissime, e ragazze quando fanno i gemiti, io lo paragono al teatro dell'opera. Bellissimo, no? Che fanno vestiti col tighter, vestito lungo, se arriva la maschera col biglietto, 32B, prego. La musica, ovviamente c'ha la nota quella costante, bellissimo. Gemito maschile io lo paragono la stessa cosa. Teatro dell'opera, però entrano con i Superga, a tuta del Marsiglia con la patacca di sugo qua, una Coca-Cola gelida, si siedono, fanno una sorsa e si cagano addosso. Quindi facciamo dei suoni a letto, no? Che sembra che qualcuno gli ha dato ragione in una conversazione. Ho trovato 2 euro sotto al divano. Quindi stiamo zitti. Però di solito quando noi stiamo zitti, di solito voi ragazze chissà che starà a pensare. È una domanda lecita. Chissà che starà a pensare, ragazzo mio, mentre stiamo a fare all'amore. È una domanda lecita. Se il vostro partner ha un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, perché un ragazzo over 25 che fa l'amore non ce l'ha il lusso di pensare a un'altra cosa. Non ce l'ha. Allora, quanti hanno visto Inside Out? Demetra. Io ho visto la versione porno. Paura non c'aveva tanta paura. Inside Out. Che succede nella testa ragazzo over 25 che fa l'amore? Siamo dentro la testa, no? Inside Out c'è il desk con tutti i pulsanti, le manopole, quello che ti pare, c'è sta tutto. E in quel momento tutte le emozioni stanno davanti al desk e stanno premendo un solo pulsante grosso, rosso, che fa la luce, enorme sto pulsante. E stanno tutte là, tutte là. Su sto pulsante c'è scritto cazzo duro. Stanno tutte là, tutte, la prima all'ultima. C'è sta paura. Non ti sposare. Non ti sposare, prego, non ti sposare. Rabbia, ma se l'è presa la creatina, sto deficiente stamattina. Disgusto. Ma davvero se sta a scopare una dell'unico sano? Gioia, è il momento più bello della mia vita, vorrei che durasse per sempre. Tristezza.
siamo venuti. Questo è quello che secondo me succede nella testa di un ragazzo per 25 che fa l'amore. Comunque la serata è finita, abbiamo chiacchierato, abbiamo passato una bella serata. Io l'ho riportata a casa, sotto casa. Io quando riporto le ragazze sotto casa, le accompagno a piedi al portone. Tu dici educato, no? No, mi cago sotto. Perché io arrivo con la macchina, lei scende, lei prima scende, fa, sta bene, se risentiamo. Lei scende dalla macchina, da sola, io parto, me ne vado, e lei fa il tragitto dalla strada al portone da sola, no? Io c'ho una paura che in quel lasso di tempo arriva uno da dietro, gli dà una torturata. I carabinieri la prima cosa che fanno, i tabulati telefonici, con che è uscita questa qua ieri sera? Quindi col cazzo, io arrivo sotto l'aria al portone, mi dici in do cazzo abiti, accendi la luce 3 volte e poi me ne vado. Comunque siamo arrivati davanti al portone, ci siamo, vabbè, sono stato bene, ci siamo dati 2 bacetti così, no? Ci stiamo a salutare, però ha lasciato la mano qua dietro, no? Me vedete tutti, no? Pure voi lassù, me vedete? Sì, sì. Cazzo sei, brasiliano? Sì, sì, sì. No, e mi faceva questo, ok? Siamo tutti d'accordo che questo significa Sally che ti prendo il cazzo in bocca fino alle palle? Cioè, questo è tuo nonno orgoglioso di te, questo è tuo padre con la pagella brutta, però questo è ti ciuccio il cazzo a morte, ok? E io ci ho provato, come un pedalo di rosa, mi sono buttato come un pedalo di rosa. Ho provato a dare un bacetto, wow. Io sto cercando nuove amicizie. Pure io. Sto cercando gente per calcetto. Ragazze, dovete essere sincere, mi dovete dire l'ultima volta che vi siete acchittate il trucco fatto, il capello, il tacco, il vestitino, vi siete guardati allo specchio. Stasera lo troviamo il quarto per buraco. Io vi ringrazio, questo era il mio tempo. Fare un cazzo di casino per il prossimo comico Lorenzo Siciliano. Daniele Pazzi, continuate. A Verpa me la sono messa per farmi fighting sotto i video dei Brian, perché comunque fa roba. Che si dice? Quanti cazzo... Tu che sei, laziale? Perché applaudi? Perché... no, l'ha interpretata male, fra, da Lazio comunque. Comunque, quanti cazzo siete stasera? Mi fate un applauso? Mi sa che ho fatto una stronzata con sta cosa della comicità. Chi è che parla? Tu? No, vabbè ragazzi, aspetta, ricominciamo. Ho fatto una stronzata con sta cosa della comicità, ma quando ho iniziato non pensavo che andasse così, cioè non sto proprio capendo cosa stesse accadendo, no? Come quando un amico tuo ti parla a manetta di cazzi, insomma, te stai su TikTok, no? E pensi solo, frate, zitto, porco Dio, voglio solo vedere mettere Life che screzia sto completo disabile. Poi non è che vedo proprio il video, sto lì col telefono in mano e penso, io a questo per me gli rompo proprio il culo. Ovviamente non dico Matt Rife, ma ragazzo disabile che è con lui. E niente ragazzi, per me gli rompo il culo però a Matt Rife. E stasera dite, cioè, mo tu stai a far fenomeno, però io ve lo dimostro subito. C'è qualche disabile in sala? Sì, tu, t'ho visto prima, dove cazzo scappi? Tu hai fatto combo disabilità più occhiali verdi, frate, proprio, vuoi che... Hai vinto. Senti una cosa, mo torno subito da te. Faccio prima una premessa. Dici, tanto dove cazzo scappo? Allora, la premessa è questa. Perdonami, spero che non sia offensiva, ma io penso che i disabili tirino, quindi è più facile fare, no? L'interazione. Siete d'accordo con me? Siete tutti d'accordo con me, no? Sì. Paolo Ruffini ci ha fatto l'impero. Mortacci sua. È vero che? Mortacci sua o è vero che ci ha fatto un impero? Come lo conosci Paolo Ruffini? Sei disabile? Tu lo conosci sicuro? No, allora, che vi stava a dire? Paolo Ruffini ci ha fatto un impero. Allora, io non lo conosco, non so com'è la situazione di Paolo Ruffini. Non so se c'ha una moglie, però io ho una teoria mia, e mo ve la dico, poi mi dite se siete d'accordo. Allora, la moglie di Paolo Ruffini va a fare aperitivo con le mogli dei colleghi. E quindi si mettono a tavola a fare aperitivo e
E lei, essendo l'unica non disabile, tutti la screziano là, no? E le mogli dei colleghi gli fanno la emarginano, gli fanno i pezzi, no? E lei dice, vabbè, comunque, posso fare un po' di abilismo, magari riprendo il territorio. Se non che si alza una signora e dice, oh, te scopi Ruffini, mongoloide. Peggio scopasse Ruffini che riversare nella tua condizione, sei d'accordo con me? Senti caro, allora possiamo interagire, ti va? Assolutamente, sei a disposizione. Che è? Tu sei preoccupata? Io pure. Finisce bene per me questa situazione. Ci proviamo. E come ti chiami, caro? Federico. E che cosa hai, se posso? Sclerosi multipla. E da tanto tempo che ce l'hai? 20 anni. Ah, hai dovuto precisare sta cosa, eh? Ti sei vendicato? No, lo capisco, beh, è giusto, è un po' di tira e molla. Ok. Vabbè, io posso correre però, fra poi non lo so. Scherzo. E senti una cosa, che ne pensi di Matt Rife, delle interazioni che fa con... Te capi, avrai visto sicuramente, no? Ti piace? Cioè, tu pensi che sia normale, no? E qual è, è bello proprio? Matt Rife, sì, carino. Beh, non è che io non mi difendo, però, perdonami. Ce vedi almeno? È bello, che mi stavi dicendo? Esatto, qual è la cosa? Che uno si vuole sentire come tutti. Come tutti noi, no? Io pure sono strano, cioè guarda, mi sta su un palco a cercare di fare 200 stronzi. Non è normale manco questo, no? E allora perché uno dovrebbe fare politicamente corretto? Cosa? Che sto a dire? Tu lo sai? E manco io. Allora, e Matt Rife quindi ti piace? Ecco, Tiziano La Bella pure è uno che mena forte, ti piace? Come? È il presentatore della serata? Vabbè, non ti preoccupare, mica t'offende. T'offendi, Tizia? Dove stai? Oh, in duo sfonniamo sicuro. E quindi niente. E come ti sei interessato alla stand-up? Secondo te c'è una correlazione tra la tua condizione e l'interessamento alla stand-up? È possibile questa cosa? Non credi? Ok. No, vabbè, te lo chiedo per chiedere. E quindi non c'è correlamento. Però ti sei interessato alla stand-up per quale motivo? Lì dietro dovete stare zitti perché mancate di rispetto. Siete d'accordo? Che bella cosa che ha detto. Facciamo un applauso per favore. È un po' quello che cerchiamo di fare. Però perdonami, ma non sei l'unico disabile della serata, perché qui mio fratello... Come ti chiami, caro? Andrea. Tu confermi di non avere nessun tipo di disabilità? Che tu sappia? No, sei sicuro? Vabbè. E tu, Andrea, che fai nella vita? La gente ci stanno i rampetti, le case che fai vedere, cose per... Bastiamo queste barriere architettoniche, cazzo. Sei d'accordo? Solo case con ascensore. Tu cazzo le vendi queste case? Case con ascensore, vabbè. E fai quindi l'agente immobiliare. E ti piace questa professione che svolgi? Sì. E devi sempre far finto, col sorriso, là, no? Vai che te lo del culo. Tu ti devi comprare sta casa, porco Dio. Ho capito, ma tu ci avrai una funzione, se no poi non chiama qualsiasi stronzo. Ah, no, allora spiegami un attimo come funziona il tuo lavoro. No, aspetta, no, mi sfugge a me questa cosa, perché ci sta un mito evidentemente falso che ho sempre... Io pensavo che l'agente immobiliare è quello che ti fa vedere casa, sta lì, dice tu stronzate, no, è soleggiato, qua entra la luce, qua ne entra il cazzo. E infatti invece tu? E com'è? Quello non lo fanno i periti. Sei in difficoltà come me, eh? Svaghiamo, parliamo con lei. No, a te non... Assolutamente, no. Tu sì, che cazzo te frega. Scusa che... No. Come ti chiami? Riccardo, che combini nella vita, Ricca? Lavori per la Rai. Cazzo. Ma cazzo, fatti il nome mio a qualcuno, ma... Non mi si inculano, dici? Manca a te.
E che fai alla Rai? O fai... Perché lo dici con questa faccia così? Siete scarsetti? Non venite considerati. E te sei messo in prima fila te... certo, ti piace... certo. C'avevi questa o eri disabile? In tutti i casi parlavo con te stasera. Hai scelto la strada ovviamente più economica. E tu stai con lui e ti chiami Alessio. Alessio con un bel taglio passato di moda 30 anni fa. Un maglioncino mi piace. Sì. E tu che combini? Sempre con lui? Sei un collega? E che cosa? Hai lavorato tutti i parai tranne me stasera? Che cazzo state a fare, raga? Fate uno squillo. Che vuol dire posso venire con voi? Nel senso che mi devo caricare a macchina, frate? C'avete? Vabbè, io sargo. Sarò nascosto. E quindi, ma non capite, è un avanzo sessuale questa che mi sta a fare? O non... Cioè, se serve a fare carriera, ragazzi, io mi inculerei pure i signorini, vi dico la verità. No? Uno di più, uno di meno, e cazzo mi frega. C'ho il numero di Matano, rubrica, prima passo da lui. Non che voglia ciucciare un pisello napoletano, Oh, lungi da me. Fai peggiori i piselli napoletani, siete tutti d'accordo, ragazze? Dove sta l'arrampicatrice dei cazzi? Eccola, campionessa, ha assaggiato un napoletano? Sì. Sì, chi è? Non è lei però. Tu? Tu sei in fissa con i napoletani? O come Matano un particolare? Penso sia gay, non è... No, in fissa no, però mio marito lo è. E ti posso dire che job. Cioè, va bene. No, non ho capito che hai detto, una parola mi è sfuggita proprio a me. Non... Scusami, dico che va bene. Va bene, Devi ma... assaggiare il napoletano. Te lo consiglio. A me? No, vabbè. Fratelli, 10 minuti dopo vediamo se ci organizziamo un attimo. E... È lui il ragazzo napoletano in questione? Non c'è, quindi lui è un tuo amico? Sì, lui è un amico. E tu ragazzo è tranquillo, dice tanto questo non è napoletano, difficile che io lo ciuccia. Noi viviamo in un altro paese, quindi lui non c'è. Sì, Napoli. No, Non è venuto con te? Sì. Ok, e quindi tu, il tuo ragazzo... Ok, sarà contento che stasera hai detto questa cosa? Io... No, me lo auguro, insomma, sì. Ok, dopo mettiamo su TikTok, tu commenti, ce lo tagli, queste cose qui, fate dating sulla Lazio. Certo, certo. Allora sì. Io non so quanto ho fatto però, raga. Quanto c'ho? Tizia, ho esagerato? Sì, me levo dal cazzo, quello è il segno levati dal cazzo. Ragazzi, vi ringrazio. Fate un applauso fortissimo per Tiziano La Bella. Ancora per Lorenzo! Ah, pezzo de merda, non lo conosco, hai detto. Abbiamo parlato mezz'ora, non lo conosco. Porca madonna, non lo conosco, ha detto. Appena serio ho detto buongiorno, lui ha detto... Ma questo, cioè, ha preso il parcheggio più bello, proprio qua davanti, è arrivato tardi. Ma ti rendi conto? Quest'altra scala i cazzi. Che ho pensato a questa cosa, se scali i cazzi deve essere per forza circonciso, se no fai... E poi... Madonna, che pubblico di ritardati, oh! Raga, qui ho detto, mo siamo ad un sacco di cose, io l'ho detto un sacco di volte oggi, ritardato, per quanto adesso devi stare attento agli argomenti di cui parli, le parole che usi. Ah, sapete sta cosa che in teoria non si può più dire la parola ritardato? Sapete? Non si possono più chiamare ritardati, adesso devi dire TikTokers. Detto ciò, ragazzi, è un mio grandissimo piacere presentarvi la prima wild card della serata, perché facciamo venire comici e comiche di altri collettivi in questa bellissima serata di Comedy Clash. Quindi cominciamolo questo bellissimo applauso, forza, 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 per Patrizia Colucci! Buonasera e continuatelo per il nostro mitico MC Tiziano La Bella. Buonasera, pubblico di pervertiti. Come va? Beh, state belli carichi, tutti adrenalinici.
Io intanto vi chiedo scusa perché non so se si sente, ho un po' di raucedine, ho beccato il virus stagionale. Lo sapete come si chiama il virus di questa stagione? Bocchino fatto male. Casino. Io vengo da Matera. Quanti di voi sono stati a Matera per applauso? Beh, diciamo un po' di gente. Converrete con me che è una città bellissima. Io mi affacciavo dalla finestra e vedevo monti, lande, sorgenti sulfuree, Aragorn, Legolas. Sto qua a Roma da 15 anni, infatti molti romani quando mi sentono mi dicono ma perché sei venuta qua, una città così tranquilla come Matera? Perché, insomma, a parte Aragorn e Legolas stavano lì, io a Matera stavo coi miei e io sono un amante degli animali, mentre loro zero totale, e io vivo con una pelosetta un po' indomabile che ha bisogno di un sacco di libertà. Si chiama Lilly e Lilly è la mia farfallina. Questa farfallina, in gergo nota come lepidottera, ma più comunemente nota come fregna, quando aveva bisogno di uscire per andarsi a posare su qualche fiore, doveva stare attentissima. Si doveva travestire da Brucaliffo. Lei, io da Belfagor, il fantasma dell'opera. Ma direte perché? Perché se ti sgamano è un attimo che ti trasformi nella protagonista del romanzo La lettera scarlatta. Ma siete delle persone acculturate. Cioè, lo conoscete, un romanzo recente, scritto nel 1850. No, breve sinossi. Ci sta questa povera crista di Esther che fa? Rimane incinta nonostante suo marito sia fuori città da anni e quindi che fanno? La prendono, la processano e le cuciono addosso la lettera A di ti piace il cazzo, eh? Cioè, boh, immaginate, io ero Esther, addosso c'avevo la pressione che può avere Luca Giurato all'interrogazione di italiano. Una tragedia. Quindi, però, insomma, mo giustamente mi potete dire, vabbè Patti, sono 15 anni che stai a Roma, che ne sai che a Matera la situazione è ancora così? Lo so perché vi farei vedere come stanno le mie amiche quando sentono che devo tornare a Matera. Mi aspettano come la sinistra italiana aspetta la resurrezione di Berlinguer. Un applauso a Enrico, grazie. Amore. Perché materane tra materane non parlano. Fanno come i signorini davanti alle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Ok? Psh, niente si può dire. Io dico invece che loro giocano a un gioco. Loro giocano al Fight Club della Fregna. Dove? La prima regola del Fight Club della Fregna? Non si parla della Fregna. Oh, sul pezzo vi voglio. Seconda regola del Fight Club della Fregna è che bisogna provare, chiunque esso sia, per forza l'orgasmo. Pure se si abbassa i pantaloni, caccia fuori le mutande uomo, che c'è, gli uomini hanno bisogno di conferme, quindi fatelo. Terza regola e la più importante del Fight Club della Fregna è che, finito quello che si deve fare, prendere il tizio e per assicurarsi il suo silenzio gli si fa firmare il patto col sangue sgocciolato sul santino della Madonna della Bruna, che è la santa patrona di Matera. Perché voi quando vi dicono no, sai perché in Basilicata non c'è la criminalità, da noi ci sta la Sacra Fregnona Unita. Io sono la capobanda. Poi però, cazzata a parte, dico, ma com'è possibile? Cioè siamo nel 2025, la capitale europea della cultura, stiamo messi ancora così. Poi mi rispondo da sola, analizzo e dico, grazie al cazzo Patti. Cioè noi a Matera che c'abbiamo? C'abbiamo la chiesa, banali, bastardi, mo ve li tiro. C'abbiamo la chiesa della Madonna della Palomba, la chiesa della Madonna delle Virtù, la chiesa della Madonna delle Vergini, la chiesa della Madonna dell'Idris, si sa manco che cazzo vuol dire, quello della Juve, ok? La cripta del peccato originale, Madonna, che tu entri, fai un passo, esplodi.
oltre 150 chiese di Madonne sparse su tutto il territorio e non ci abbiamo un sexy shop. Niente. Ma peggio ancora, cioè noi non ci abbiamo manco un centro sociale. Insomma, ce lo volete dare un drogato pure a noi? No, tutti qua a Roma, siete degli ingordi, fate schifo. Cioè, Pigneto, San Lorenzo, io sto a Centocelle, cioè, li vedo, ok? Da noi solo donne trombanti, re confesse, che poi da chi si vanno a confessare? Da me, Paolo Brosio, ok? Cioè, un giorno viene la mia migliore amica e mi fa: senti Patti, preoccupatissima, ma non è che il sesso anale è un reato penale, oltre che religioso? Gli faccio: no, devi stare tranquilla, io starei già al 41 bis. Ok? Mi traumatizzano, io non lo so. Poi dico: vabbè, sto a Matera, sono single, poi mi faccio Tinder. Certamente. Come no? Cioè, se mi faccio Tinder a Matera è come se mi iscrivo all'albo delle mignotte. Cioè, basta uno screenshot, per me è finita. Cioè, c'ho il rischio che mi mandano la polizia morale lucana a frustarmi coi peperoni cruschi. Un applauso ai cruschi, 70 euro al chilo. Cioè, tutto questo se fossi andata con un uomo. E se fossi andata con una donna? Bah, la nuova Giovanna d'Arco, Patti Flambè. Dico, ti vedi Alessandro Barbero che corre a Matera a fare un documentario su di me. Patrizia Colucci, la martire della Fregna. Capito? Cioè, non mi potevo far sgamare. Poi mia madre era, cioè, tipo, non lo so, una madre superiore. Pensate, cioè, una volta mia madre si è incazzata perché senza dirglielo avevo assaggiato il frutto della passione. Cioè, per lei l'unica passione che potevo assaggiare era quella di Cristo. Okay. Mel Gibson ha fatto The Passion a Matera in tributo a mia madre. Cioè, voi questo non lo immaginavate. Ma vabbè, devo fare un attimo, ho detto solo cose brutte su Matera, però la mia città ha un titolo di merito importante e questa sera glielo voglio riconoscere. Matera è la prima città d'Italia ad essere la più sicura per scopare con l'ansia. No? Invece qua a Roma, devo dire, sto molto più tranquilla ormai, insomma, dopo i miei incontri sento subito le mie amiche, così facciamo i commenti post partita, perché a noi piace fare l'asta del fantacazzo. Ragazze, poi vi dico le regole. Mo pensate, chissà questa quanto scopa. Mica so Demetra, cioè, ok, non vedo, cioè, Demetra, insegnami la vita, cazzo. Io non ne vedo uno dall'84, anno in cui manco ero nata, pensa. Insomma, anche con l'ultimo con cui mi vedevo è andata a finire un po' a cazzo, e quando c'è la fine di queste pseudo storie devo dire che io amo suggellarle facendomi dei tatuaggi. Quindi stasera ci tengo a mostrarvi l'ultimo arrivato, che è questo qua. Spero che lo vediate tutti fino in fondo, ok? È un airone. Ah, madonna mia, mi vedete un cazzo praticamente. Ok. Perché a 37 anni ho capito che questa è l'unica maniera per avere un uccello fisso nella mia vita, ok? Bene. Concludo condividendovi il mio sogno nel cazzetto, a questo punto, che è quello di vedere Matera capitale europea per la libertà, della libertà sessuale. Però, a prescindere da questo, pure se dovesse succedere, io ho deciso di restare a vivere qua a Roma, perché è solo qua che penso di sentirmi trombata e felice. Grazie. Grazie. E tenetelo caldo questo applauso per il prossimo comico Niccolò Cometto. Patrizia Colucci, fate osservi. Di urletti, dai cazzo. Allora, io mi ammazzo qua sopra. Allora, ve lo dico, io non parlo con voi perché dei cazzi che vedete Metra proprio non mi interessa. Dei cazzi scappellati che vede il disabile un po' di più, ma non ne... Ciao a tutti, mi chiamo Niccolò Cometto, ho 30 anni,
L'altro giorno, questa è una situazione un po' complicata, cioè c'è un sacco di gente, a me mette un po' di ansia. A me piace esibirmi in altri locali. L'altro giorno stavo in un locale, uno speakeasy, conosciamo gli speakeasy, no? Black Rabbit, questi posti dove si mettono un gilet e fanno pagare un cocktail 87 euro, rotti in culo di merda. Però a me piacciono molto, mi piace molto esibirmici perché sono sottoterra, bui, pieni di fumo passivo, con l'acqua sulle pareti. Mi piacciono perché mi ricordano l'utero di mia madre. E c'era questa scritta luminosa con scritto sesso, droga e mal di schiena. Io ho pensato, porca troia, troppo la mia vita se facessi sesso e mi drogassi. Ho solo mal di schiena a 30 anni, ragazzi, ho solo mal di schiena. Io vengo da Rebibbia. Ah, ok, perfetto, questo è il commento a Rebibbia. Mi è successa sta storia, vorrei fare un giochino con voi. È una storia vera. Questo gioco si chiama, vabbè, non ve lo dico come si chiama, però sostanzialmente sono stato tamponato. Io vorrei che voi indovinaste allora l'etnia della persona che mi ha tamponato. Un attimo. Prima di partire, un attimo. Vi racconto la storia com'è andata. È una storia vera. Vengo tamponato, vado all'ospedale per vedere se avevo ricevuto un colpo di frusta, mi ero scambiato i numeri, questa persona mi chiama e mi dice: Niccolò, potremmo non fare il CID perché se facciamo il CID io non ho la patente, a me sequestrano la macchina e io non posso andare a raccogliere il rame, ok? È una storia vera, non mi sono inventato un cazzo. Al mio 3 mi dite l'etnia, 1, 2, 3, inglesi, razzisti di merda, razzismo a San Giovanni. Allora, no, ovviamente era di etnia Sinti. Tra l'altro, anche questa è una storia vera, si chiamava Esmeralda, esattamente come la protagonista del Gobbo di Notre Dame, anche se somigliava di più al Gobbo di Notre Dame. Questo è vero. Tra l'altro, quanti romani ci sono in sala per applauso? Ok. Siamo tutti d'accordo che Roma è una città che ti cambia, è una città che ti cambia profondamente. Io pure sono romano. L'altro giorno stavo andando da Rebibbia al Pigneto e a un certo punto sulla tangenziale vedo del fumo e l'unica cosa che ho pensato è martedì, ci sta. Cioè, secondo me dovremmo cambiare il motto di Roma da Caput Mundi in Crans Montana ogni settimana. Una battuta troppo fresca? Non abbastanza, direi. Vi ha infiammato come a Crans Montana. Vabbè, scusate. Volevo dirvi un po' di cose che mi sono successe di recente, un po' di cose che ho scoperto, me le sono scritte. La prima è erezione del clitoride. Ora, parlavo con una mia amica che mi diceva dell'erezione del clitoride e lei mi diceva: Niccolò, non esiste nessuna erezione del clitoride. E io ho pensato, quindi quella volta ero un cazzo. E lei... No, poi ho fatto sta battuta in una serata e c'era una ginecologa tra il pubblico e mi ha detto: no, guarda Niccolò, che esiste l'erezione del clitoride. Allora era una donna quella volta, con la barba. In Thailandia, vabbè, ci sta, nel senso ci sta. Sono circonciso. Così, lui è disabile, io sono circonciso, ognuno c'ha le sue. Qualcuno ha fatto così, cioè nel senso non era una condivisione per tu, non voglio sapere quanti circoncisi ci sono in sala. No, ci tengo a dirlo, io non sono circonciso per motivi medici né per motivi religiosi, sono circonciso perché ho capito che nel 2026 l'unico modo per scopare era essere un malessere, e quale più grande malessere di un ebreo? Quindi, ok. Non scopo da un po', da quanto non scopi? Grazie per la domanda. Considerate che io dono il sangue e per donare il sangue tu non puoi fare donazioni di sangue, non puoi aver avuto rapporti occasionali. Ok, per donare il sangue tu non puoi aver avuto rapporti occasionali negli ultimi 3-4 mesi. Io sono 7 donazioni, che è tutto a posto. No, vabbè, questa è una battuta. In realtà ho scopato, dai, fatemi un applauso, ho scopato.
5 mesi fa, a Palermo, quindi non so se vale scopare coi menomati, non so se... No, guardate, sto scherzando, a me Palermo piace molto perché è tipo a Roma ma senza i sensi di marcia, no? Quindi è Napoli. Stavo scopando, vabbè, racconto tutta la storia, magari qualcuno l'ha già sentita, però stavo scopando con questa ragazza che tiro fuori il preservativo, me lo infilo e lei mi guarda con un sorriso incredibile e mi dice: che bello, sei la prima persona che porta il preservativo. E io a quel punto ho preso un altro preservativo e l'ho messo sopra perché non mi fotti, testa di cazzo, non mi fotti. Stavo a casa di un mio amico quando è successa questa cosa e lui se l'è presa perché mi ha detto: ma tu vieni nella mia città e scopi, tu vieni nella mia città e fai quello che io vorrei fare da una vita e non riesco a fare, come ti sentiresti se io venissi a farlo nella tua città? E io gli ho detto: vuoi venire a Roma a suicidarti? Non so, non ho capito. Mi voglio suicidare, questa era la battuta, vabbè scusate, l'ho detta male. E l'altro giorno stavo in metro, c'era una ragazza, una signora filippina con la figlia che stava guardando un documento, un cartone a volume altissimo. Sta signora con la figlia filippina che stava guardando un cartone a volume altissimo. Allora io mi sono alzato, sono andato da lei e le ho detto: scusa, ma tu, cioè, al paese tuo fate così, non ho capito. E lei mi ha guardato e con la sua infinita saggezza filippina mi ha detto: Bukina Mammed. Non so benissimo. Ho fatto un pensiero sui bambini, non so se siete d'accordo, i bambini sono come i piccioni. L'altro giorno uno mi ha cagato in testa. Ce n'ho una bruttissima. Questa è brutta. Allora, conoscete la teoria dell'anello mancante? Ok, la teoria dell'anello mancante, cioè gli scienziati dicono che l'uomo è separato da una scimmia da un anello. Ora io dico, nel 2026, signori scienziati, ancora che chiamate le vostre mogli scimmie? L'ho detto, era brutta, regà, viva il duce. Comunque, allora, così era. Viva il duce mi salva sempre in tutte le situazioni. Vabbè ragazzi, comunque che dirvi, questo era il mio tempo. Io vi chiedo di fare un cazzo di applauso per di più. Signore e signori, per una comica, una sorella, un'amica, per voi, Chiara Biglierri! Niccolò, non sapevo che fosse circonciso. Demetra? Un cazzo tu climbing? Do you know? Va bene, basta, adesso leviamoci dalla testa il cazzo di Niccolò e parliamo di me. Allora, io sono Chiara, mi presento, ho 32 anni, anche se sembro più piccola dell'età che ho. Io faccio di tutto per sembrare più grande, ve lo giuro, tipo faccio gli stati su WhatsApp. Mi commenta mia madre. Oppure, che ne so, quando mi chiamano al telefono lo apro a sportelletto e faccio: pronti? Oppure ultimamente ho questo fetish strano che quando sto in fila, no, devo attendere più di un minuto, mi metto in questa posizione che metto le mani dietro la schiena e alzo i talloni e mi dà pure una certa soddisfazione. Ma te quanti cazzo d'anni c'hai? 150 che te sta a tagliare? Ma tu Salemma, vabbè, quindi niente, mi metto così, quindi ne so, allora al supermercato, sto in cassa, c'è fila, mi guardo intorno, mi dà soddisfazione. Oppure semaforo pedonale, che palle rosso, però sto a letto con lui. No, perché è già venuto. Quindi non faccio manco in tempo a farlo. Comunque in realtà per me è un po' una croce, ok, sembrare più piccola età che ho, tanto che ho chiesto a ChatGPT perché. E lei mi ha detto vari motivi, tra cui un motivo di tipo genetico. Mi dice: Chiara, magari tu hai una pelle liscia e levigata che ti fa sembrare più giovane dell'età che hai. E penso, beh sì, vero, anche se io da adolescente ho avuto l'acne. Vi ricordate l'acne? E buche di Roma in faccia? C'avevo l'acne e adesso ho quei brufoletti sotto pelle, quei rimasugli, niente di che però se tu mi accarezzi la fronte e chiudi gli occhi, in braille
puoi leggere. Pure voi lo potete. Tutti, inclusive. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, tanto gentile e tanto onesta appare, ma un po' più giù se questo è un uomo. Ma che cazzo, ChatGPT, ma che metti in discussione la mia identità di genere? Ma che c'è? Un uomo? Mo? Non può avere la pelle liscia come quella del culetto del bambino? È superata sta cosa ormai, no? Oh, pure Trump se fa la skincare. Sa di essere un uomo maturo. L'ho pensata o l'ho detta? L'ho detta, cazzo! L'ho detta! Fare la skincare, gliel'ha consigliata il dittatore bambino skincare coreano Kim Jong-un. 3 semplici mosse: doppia detersione etnica, siero al petrolio e crema anti-immigrati. Solo che Donald mi fa sempre la stessa cazzata. Cioè, Donald... Quanto mi piace questo riflessivo, no? Mi fa. Che cazzo me ne frega? Comunque, Donald mi fa sempre questa cazzata. Cioè, non mi mette la SFP, che è la protezione solare. E quindi alla fine viene sempre un po' questo effetto Orange is the New Black. Stai un coglione, Donald. Cioè, ci vuole poco. Quindi, dai, ormai è superato, non è che è la crema o il dato di contesto che definisce l'identità di genere, siamo d'accordo? Io lo posso garantire perché io sono cresciuta con 3 fratelli maschi, però sono una donna e mi percepisco come tale, anche se per 32 anni ho avuto i miei fratelli che mi chiamavano "Oh bro, ma che hai messo il fantacalcio? Skibidi Bobby!" E mi piace ancora il cazzo! Cioè, pensa te che tenacia! Cioè... una tenacia incredibile. Tanto che quando io sono nata i miei genitori hanno detto: ragazzi, adesso dovete fare dei giochi in cui può giocare anche Chiara, possibilmente dei giochi non violenti. E loro: che palle, il calcio no, il wrestling no, vabbè faremo nascondino. Sì, nascondino, perché il nascondino va bene per tutte e tutti, vero? Che bello sarebbe. Lui c'ha paura. Sì. Cazzo, mi vado a nascondere. Il nascondino va bene per tutti. Che bello sarebbe se tutti i bambini e le bambine giocassero sempre solo a nascondino. Quanti Matteo Messina Denaro avremmo? Vabbè. Oh, bisogna scendere a compromessi da qualche parte. Una botta di qua e una botta di là. Comunque io devo dire che non rinnego la mia famiglia di origine, io vengo da una famiglia numerosa, quando ero piccola eravamo in 6, spesso in 8 perché per alcuni periodi abbiamo vissuto anche con i nonni. Buona parte dell'inquinamento acustico di Roma Sud penso che proveniva da casa mia, concetto di privacy non pervenuto, tutti gli spazi erano condivisi, cucina, camera, bagno, c'era chi si lavava in cucina, chi mangiava dentro la doccia, chi dormiva giustamente nel letto, non vi dico nonna to cagava. O meglio, voi dirò probabilmente più là. E poi a Natale diventavamo tipo 30, 40, ste tavolate, ok? E durante le cene di Natale che io capivo bene un po' i perché della mia famiglia. Per esempio, capivo perché mia madre era così ansiosa. Perché non poteva, poverina, nemmeno aprire una bottiglia di vino che mia nonna là col fiato sul collo. Attenta, che il tappo va giù, va su, fa 3 giri su se stesso, ti entra negli occhi e muori. Sti fissi per i tappi c'hanno le donne, vero? Cioè i tappi sono la cosa più pericolosa del mondo. Oppure ho capito perché... Era il tappo? Guarda, il tappo fa pure cascare il bicchiere, È un pezzo di merda il tappo. Oppure ho capito perché mio cugino non fa un cazzo, perché mia zia gli sbuccia la mela ancora a 40 anni. Poi noi possiamo andare così a ritroso, vero? A dare la colpa ai nostri antenati, ai nostri avi. Infatti a volte nelle cene di Natale un po' si sente il fantasma, no? Dei questi antenati. Per esempio, te come ti chiami? Giuseppe. Tu a Natale pensi di stare a parlare con tua madre, no? Ma tua madre è viva? Dio mio, Giuseppe. No, perché c'ho una calamita per i drammi. Quindi ho detto no, perfetto, allora ringrazio tua madre che vive ancora stasera così che potremo fare sta gag. Quindi tu, Giuseppe, pensi che sta a parlare con tua madre, ma invece no, sta a parlare pure con tua nonna, la tua bisnonna, il rapporto che c'ha la sorella, il rapporto che c'ha la cognata, il rapporto che c'ha la amante del marito che alla fine era la sorella, che pensandoci bene tu sia qua la pelata, capito? È così. È così il Natale, quindi in tutto questo marasma però a un certo punto si fa il brindisi finalmente per iniziare. Mi confermate che dopo gli auguri ci stanno 3 secondi di silenzio e poi parte una litigata? Mo confermate pure a casa vostra è andata così?
Giuseppe, a casa tua com'è andata? Su and su. Sta a fare americano. No, andava bene su and su. Ok, allora, adesso simuleremo questa litigata perché voglio farvi sentire come mi sono sentita io, come magari si sente anche la maggior parte di voi. Cioè, io provavo a sedare la litigata, ma non mi si filava nessuno. Quindi adesso consegnerò questi bigliettini. Vediamo, tu mi dici questo. Vai, Giuseppe. A Giuseppe gli do questo qua. Giuseppe, collabora però, sei americano, mica coglione. Poi. Vai. Eccolo a lui e questo a lei. Allora, al mio 3 dovete urlare queste frasi contemporaneamente. Io proverò a dire delle cose per... Urlatele però, perché così sentono anche loro. Per sedare la lite, ma ovviamente non ci riuscirò. Giuseppe, quando io farò questo segno, tutti si azzittano e te dici l'ultima frase. Ci siamo? Raga, secondo me Giuseppe mi manda in merda tutto. C'ho sta netta sensazione. Vabbè, proviamoci. Pronti? Urlate quello che ci avete scritto. Via! Mettete i fiori nei vostri cannoni! Se ognuno nel mondo si considerasse suo fratello! Dalla merda nascono i fior! Vai Giuseppe! Mamma, ma quel terreno del nonno di cui ti hai ripreso il 70% e zio il 30%, come è andato a finire? Esatto, e su questo, grazie, un applauso a Giuseppe. Alla fine sapevi leggere, Giuseppe, t'ho sottovalutato. Su questo ovviamente scoppia la lite e da qui che io non capisco anche il mio perché, del perché faccio stand up, perché in famiglia non mi si è mai filato nessuno e mia nonna cagava in camera mia. Grazie! E vi chiedo di continuare questo applauso perché vediamo il nostro MC della serata, Tiziano La Bella! Ancora per Chiara Bicchieri, forza! Allora ragazzi, siamo arrivati quasi al termine della serata, sto per presentarvi il secret guest, l'ospite segreto della serata, tanti lo conoscono, aspettiamo con trepidazione questo momento. Vi chiedo una cosa, per favore mettete i cellulari in tasca, niente storie, niente video, ok? Godetevi il momento, va bene? Ok, mi raccomando, parlo soprattutto con i tiktokers, non fate... Ok, l'abbiamo detto, va bene, mi raccomando. Io sono molto contento di quello che abbiamo... Vi siete divertiti? È stata una serata... No? Onesta, secondo me, no? Io sto riscoprendo un attimo un po' l'Italia, il mio paese, la mia città, tutto quanto, perché sono stato 7 anni a Londra, mi sono trasferito che era prima del Covid, per capirci, no? E poi sono tornato quasi subito dopo il Covid, che c'ha... Lui... Così. Ci avete fatto caso che dopo il Covid ha sostituito l'espressione dopo Cristo? È a nuova unità temporale, no? E il compleanno di Cristo ha sostituito il giorno in cui la lasagna ha perso sapore, nel senso che è un paradosso totale perché Cristo non era sto grande fan del cibo, no? Cioè ad oggi abbiamo un'immagine di lui a cena e manco Magna sta là che fa... Tipo che era vegano, che gli piaceva un cazzo, no? Tipo apostoli facevano massa sta carne da paura e lui non uccidere, che coglioni questi. Per questo è l'ultima cena, non hanno invitato più, capito? Vabbè, questo per dirvi che secondo me i vegani vanno crocifissi. No. Non vi dico che lo farei io di persona, però assumerei un gruppo di bravissimi ebrei. Ebreo se ne va. Vabbè, va bene così. Shalom. Allora, ragazzi, siamo carichi. Io ve lo chiamerei adesso il secret guest della serata. Cominciamolo quest'ultimo applauso.